Il libro si chiama Anche questo amore ed è praticamente un progetto fotografico fatto da 20 ragazzi che sono arrivati a termine di un percorso di formazione fotografica dell'Epic Academy, che è la scuola di fotografia pensata per i viaggiatori che vado a gestire assieme alla mia compagna Valeria Lomeo. E a fine percorso formazione viene proposto ai ragazzi di lavorare per un anno intero a un progetto un pochino più complicato, un pochino più impegnativo. Eravamo chiaramente sotto Covid, quindi non è che si potesse andare tanto in giro per il mondo, quindi abbiamo lavorato a raccontare le storie d'amore che vengono vissute all'interno delle mura domestiche, quindi all'interno delle mura domestiche, ma non legarla all'emergenza Covid, ma era un qualcosa che a prescindere sarebbe sempre vissuto e sarà sempre così. Quindi ecco niente, 20 ragazzi si sono impegnati in questo progetto per un anno, per tutto il 2021 e sono stati degli ottimi risultati anche a livello internazionale poi. L'artista fa le cose per necessità personale, cioè c'è un'esigenza personale di fare le cose, poi scaturiscono in un tipo di estetica, in una determinata attenzione, in un movimento piuttosto che, però alla fine ciò che muove l'individuo, cioè ciò che dovrebbe muovere ogni singolo è la necessità di fare quella cosa. Che senso ha raccontare una cosa che non conoscete o che ci sono altre persone che conoscono molto meglio di voi? Quindi avete la possibilità di scegliere e l'invito, che penso anche Luciano condivida, è quello veramente di fotografare ciò che vi appassiona, ciò che siete, perché altrimenti insomma ritorniamo a queste bellissime foto, tutte diversamente uguali, che sono nient'altro che dei poster che sono bellissimi da appendersi in camera, ma che l'ha fatto Tizio Caio Sempronio cambia poco, perché poi di fatto stilisticamente sono tutti uguali, no? Quelli che noi chiamiamo progetti speciali, questi di fine anno, vengono fatti tutti fine anno e vengono proposti a tutte le persone che arrivano in fondo. Questo l'abbiamo fatto in collaborazione con Monica Bulai, che è una grande fotografa a livello internazionale che ha supportato i ragazzi. Quello che stiamo finendo di fare adesso, che abbiamo fatto l'anno scorso, c'è Marco Pinna, foto editor del National Geographic, abbiamo fatto un lavoro su pantelleria, mentre quest'anno partiremo con a settembre andremo in Brasile a fare un lavoro appunto sulla vita quotidiana in Brasile, di una parte del Brasile e del nord del Brasile. Quindi no, tutti gli anni c'è un progetto speciale impegnativo.